Accesi motori e luci puntate sull'edizione 2015 del Mason Day. La concessionaria di Riese Pio X, punto di riferimento per chi lavora nel mondo agricolo, come ogni 8 dicembre ha riproposto la speciale giornata dedicata alle novità più interessanti dei marchi leader nella produzione di attrezzatura per l'agricoltura. Mason Day 2015, un appuntamento ormai consolidato nella vostra agenda. Sì, è sempre un piacere per noi realizzare questo evento, il Mason Day, perché non è un semplice porte aperte, ma è un evento dinamico che vede l'alternarsi di presentazioni di prodotto a momenti di spettacolo e a premiazioni dei clienti. Realizziamo sempre un focus dedicato ai clienti più importanti che durante l'annata hanno acquistato dei mezzi importanti. Alle nostre spalle una macchina imponente, tutti grandi e piccoli sono catturati dalle dimensioni di questo macchinario che è l'ultimo arrivato in casa Crone. Confermo, è la 630 cavalli, l'ultima nata, rappresenta la più grande fra la serie piccola. La macchina riteniamo ideale per il mercato italiano perché è una macchina compatta, è una macchina che rappresenta un po' l'ultimo ritrovato in campo di tecnologia ed è una macchina totalmente suggerita dai clienti per il mercato italiano. Tante novità anche in casa Merlo. Il Multifarmer è uno dei tanti brevetti della Merlo ed unisce nel sollevatore telescopico le funzionalità del trattore agricolo. La particolarità qual è? Che posteriormente abbiamo un attacco posteriore a 3 punti da 7000 kg di portata, quindi particolarmente utile per poter far funzionare imballatrici, carri botte, carri per lo spandimento dei liquami, per far funzionare carri che possono avere il sistema ribaltabile azionato con la PTO e tutta una serie di altre applicazioni. Qui alle mie spalle abbiamo il 9340 che è l'ammiraglia in casa Deutz-Fahr, sono 336 cavalli di potenza massima erogati da un motore Deutz 7008 di cilindrata con un biturbo, motore che rispetta le ultime normative in termini di emissioni, quindi un Tier 4 Final. Brevemente all'interno del padiglione c'è un'altra macchina importante per il gruppo. Esattamente, all'interno del padiglione abbiamo un 7250 in versione Warrior. Il 7250 è stato lanciato circa 2 anni fa, ma ha veramente riscosso tanto successo, ha vinto un sacco di premi e abbiamo deciso quest'anno di lanciare una versione Warrior. Siamo molto contenti anche perché oltre ai marchi che commercializziamo solitamente, che è Same, Deutz e Lamborghini, poi Crone, Merlo e Pasquali, non cito tutti quelli legati all'attrezzatura perché altrimenti sarebbero veramente molti. La novità di quest'anno è che siamo entrati anche nel settore movimento terra acquisendo anche il marchio Volvo Construction Equipment. Arrivederci dunque il prossimo anno con tante altre novità, ma con la stessa passione per il mondo agricolo che contraddistingue la famiglia Mason.